Associazioni del territorio, centri sociali, sindacati, partiti, una cinquantina tra le varie realtà chiamate a raccolta per partecipare al corteo di domani pomeriggio per chiedere lo stop alle guerre, al genocidio del popolo palestinese, corteo che partirà alle 14:30 in piazza Castello per arrivare in via Fermi attraversando corso San Felice verso San Lazzaro, corteo che si svolge in concomitanza con la Fiera Oro inaugurata oggi, che sarà blindato e lontano dai padiglioni dopo che lo scorso anno gli attivisti dei centri sociali, manifestando contro le azioni di Israele a Gaza, tentarono di raggiungere i padiglioni della fiera uscendo dal percorso autorizzato, manifestazione che era poi sfociata in violenti scontri di piazza, disordini che provocarono anche il ferimento di alcuni agenti. Mobilitazione di domani che calamiterà centinaia di persone e che gli organizzatori annunciano si svolgerà in forma pacifica. Non ci sono segnali anche grazie al fatto che sabato permettendo, come sapete, Israele e Hamas stanno firmando il noto accordo di cui oggi tutti i media parlano. Questo dovrebbe un pochino calmare la situazione. Certo, vi sono delle frange estreme che cercano occasioni in realtà per darsi ad atti di vandalismo, di violenza, quindi lì non si può mai metterci la mano sul fuoco. Noi siamo pronti, il dispositivo è preparato. Corteo pro-Palestina che domani vedrà un gran dispiegamento di forze, 80 gli agenti in più chiamati da altre province. Le posso dire quanti ne abbiamo chiesti in più rispetto a quelli che la questura mette in gioco, saranno praticamente tutti, non ci sono permessi, non ci sono ferie in questi giorni, sono 80, abbiamo chiesto altre 80 persone dalle province vicine e le abbiamo ottenute.